considerazioni, perché tante cose sono state dette e credo che si debba nel dibattito pure decenti anche su determinate questioni. È detto che non siamo più in una fase di stagnazione, ma in una fase di vera e propria recessione, e quello che conoscevamo, della locomotiva cosiddetta del nord-est è ferma e non riesce più a dare delle risposte che ci si attendono. È lecito chiedere, diciamo, chi governa in particolare uno sforzo particolare rispetto a questa situazione e non diciamo atteggiamenti di circostanza, perché quanto si sta facendo di fatto non va ad incidere sui nodi veri di quella che è la crisi e di quelle che sono anche le aspettative, diciamo, per cercare di uscire da questa situazione. Voglio fare semplicemente un ragionamento partendo da due fatti significativi. Quello che è stato un consiglio regionale straordinario che abbiamo chiesto subito appena insediati nel 2010 sui temi del lavoro, perché il lavoro avevamo stabilito che fosse il principale tema su cui caratterizzare l'iniziativa politica del nostro partito a livello istituzionale e non solo, e su questo abbiamo subito cercato di porre che fosse posta l'attenzione da parte del massimo organismo di governo della nostra regione, e dopo su quello che è stato successivamente il patto siglato qualche settimana fa. Partendo anche da una considerazione alla luce di un fatto politico che è dato dalle ultime elezioni, insomma, che leggiamo tutti, un PDL di disfacimento, una Lega da libera, una maggioranza quindi che a livello di governo regionale non ha la necessaria coesione, perché questi elementi poi la rendono ancora più fragile, e quando un sistema di governo non è sorretto da una coesione politica, anche alcune cose semplici o banali che potrebbe fare non vengono fatte, perché ognuno punta a fare lo schiaffetto all'altro, perché questo è la sostanza del sistema di governo veneto, che non è un altro, è questo di fatto secondo il mio modo di vedere le cose. Allora noi nel Consiglio regionale del 2010 quello si è concluso con una mozione unitaria, guardate. Allora cito solo due cose. Il metodo: si stabiliva un tavolo di confronto tra giunta, consiglio, autonomie locali, parti sociali, con il compito di affrontare e guidare, diciamo, la crisi che era sempre più principale, e poi una serie di punti, e ne voglio evidenziare 4. Disincentivare la delocalizzazione produttiva, su cui questo doveva esserci un impegno preciso, investire in particolare sull'innovazione e le nuove tecnologie attraverso l'integrazione dei fondi FES, FSE, eccetera, eccetera, e quindi agire e attivare in maniera più rapida, più efficace i fondi comunitari disponibili 2010. Poi accelerare, un altro punto, i tempi di pagamento alle imprese e ai fornitori della pubblica amministrazione, quindi un impegno che doveva articolarsi in più parti, in diversi modi, diciamo, d'agire della pubblica amministrazione per migliorare la qualità della spesa dell'ente stesso. Infine, l'accesso al credito, ridefinendo il ruolo di Veneto Sviluppo. Questi sono 4 punti. Cosa è successo nel frattempo? A 2 anni di distanza arriviamo al patto per il Veneto. Cosa dice e cosa c'è di tanto innovativo in questo patto? Già alcune cose sono state dette, le ha citate l'onorevole Mantella, il collega Fasoli prima nel suo intervento. Cosa dice? Le cifre. Noi abbiamo semplicemente una banale elencazione dei per riassumere un documento di autocritica impietosa sull'inefficacia della regione, sull'inefficienza di quello che è e dovrebbe essere il ruolo principale della regione, cioè programmare e affrontare con una visione, con un minimo di prospettiva, anche i fenomeni di crisi, perché non è che con queste misure noi possiamo pensare domani di creare occupazione, dobbiamo impostare oggi probabilmente per uscirne, per quando si esce dalla crisi avere anche delle risposte di carattere duraturo. Allora, da questo punto di vista, gli unici soldi a disposizione sono 20 milioni per i fondi di Veneto Sviluppo, ci sono tutti i fondi comunitari statali, sul turismo, qui squiglia 8 milioni, poi le leggi regionali varie, 93 milioni che sono quanto previsto in bilancio, e una parte è stata ottenuta dall'iniziativa dell'opposizione,
50 milioni, 50 sarebbe un project finance di una infrastruttura, la famosa Nogara Mare, che forse tra 2 o 3 anni avremo un cantiere, e quindi in ogni caso non sarà una risposta ai problemi dell'occupazione domani e oggi, è un problema in futuro, e comunque è un project financing che vigola. Questo ci sono quindi scelte che irrobustiscono il nostro sistema produttivo tale da generare nuova occupazione? Io credo di no, perché è sparito il tavolo del confronto, che è un metodo. Questa non è una questione così per passare il tempo, in modo proprio perché tutti i soggetti abbiano un ruolo e insieme si produca quell'azione condivisa che tutti auspichiamo e riteniamo un metodo per uscire, per affrontare anche la crisi. Sulla delocalizzazione, che si diceva prima, assistiamo a fughe, e i dati ultimi parlano di 720 aziende, lo diceva anche Verdicchio nella sua introduzione ai lavori questa mattina, sono in fuga e cercano per cercare maggiori vantaggi fiscali. Certo, è lo 0,1% delle aziende, ma sono imprese manifatturiere internazionalizzate a più alto valore aggiunto, quindi sono dati che preoccupano moltissimo. Sulla macchina amministrativa e i tempi di pagamento, vabbè, non mi spreco e non spendo una parola, mi pare che i problemi si acuiscano, in realtà non è stato fatto nulla, con idem per l'accesso al credito. Lo diceva prima Borini, mi pare che possiamo sposare gran parte delle cose che ha detto. I fondi europei, è la polemica di questi giorni, sarà oggetto di dibattito anche nelle prossime settimane in Consiglio regionale. Siamo al 30% di quanto si poteva spendere a un anno dalla scadenza. Poi vabbè, qualcuno dice sappiamo che avremo 2 anni di proroga, ma questa è l'efficienza programmatoria della Regione Veneto. E i fondi strutturali non è un qualcosa che ti può risolvere i problemi oggi, è un qualcosa che tu devi mettere a regime rispetto a progetti un po', come si dice, strategici, che abbiano quindi, diciamo, un minimo di prospettiva per cercare di dare delle risposte, diciamo, sul medio e lungo periodo. Ma il patto dice anche altre cose. Per esempio parla sul piano sociosanitario, e il piano sociosanitario che discuteremo a metà giugno in Consiglio regionale, sul patto si parla solo a livello di enunciazioni di principio, ma i temi veri dell'allocazione delle risorse e degli investimenti nel territorio, se vogliamo ospedalizzare, se vogliamo creare veramente un sistema nuovo, non perdendo, diciamo, il livello quale quantitativo della nostra sanità nel Veneto, non c'è una parola. E lì la partita vera che si giocherà sul piano politico. E allora io cosa sottoscrivo? Cosa sottoscrivo da questo punto di vista? Un'enunciazione di principio che è chiaramente scrivibile, ma quando faccio un patto, diciamo, esecutivo devo diciamo, andare oltre. Quindi, ecco, io voglio chiudere su questo. Una riflessione che non vuole essere polemica, guardate, perché Zaia, da questo punto di vista, no? Perché è stato sottoscritto così ampiamente questo patto? Io non voglio polemizzare con chi l'ha sottoscritto, capisco anche la necessità in una situazione così di crisi di avere un ruolo, di cercare di mettere a frutto quel poco che magari si può mettere a frutto, però dobbiamo sapere che Zaia né ci fa un regalo né ha fatto, diciamo, un qualcosa di eccezionale rispetto a una situazione eccezionale. Questo è il punto, perché siamo convinti che queste misure, ovvero non misure, siano la risposta alla crisi, e allora da questo dobbiamo partire. E allora come Partito Democratico noi, proprio per essere percepiti come una reale alternativa, perché il quadro politico che c'è probabilmente difficilmente si presenterà in questa dimensione, dovremo, per raccogliere del consenso, dobbiamo essere percepiti come una reale alternativa, e allora per essere tali dobbiamo, diciamo, affrontare in maniera concreta le questioni agendo come fossimo al governo, ipotizzando provvedimenti operativi. Per esempio, una questione che non è, diciamo, sulle questioni strettamente economiche, ma se parliamo della governance, della gestione del territorio, dell'architettura istituzionale del nostro paese, del nostro Veneto, per esempio, io credo che non possiamo assecondare una brutale cancellazione delle province come si sta facendo senza indicare una prospettiva di come si governa il territorio. Questo è il punto. E allora noi come Partito Democratico su questo ci stiamo lavorando, dobbiamo cercare di intrecciare quella che è stato in qualche modo detto prima, le nuove realtà metropolitane, il famoso centro Veneto, con quelle che sono, diciamo, le specificità territoriali, alla luce anche di un'evoluzione socio-economica che c'è stata, affinché le nuove istituzioni o enti intermedi che si ipotizza che si
mi auspico si dia vita, sia un elemento non traino ma che sappia interpretare, diciamo, la macchina amministrativa in maniera più efficace. Ecco, credo che da questo punto di vista abbiamo tutti i temi per incalzare in maniera forte l'azione della nostra regione e caratterizzare l'iniziativa del nostro partito. Infine, per il convegno, la conferenza conclusiva di Napoli, ecco, io faccio un invito alla direzione, diciamo, alla presidenza di questa conferenza regionale, che il documento sia accompagnato da tutte quelle dai punti di crisi più forti che abbiamo in regione, penso alla SAF, penso alle questioni più forti, affinché il documento sia accompagnato anche da una serie di questioni non tanto singolo, ma che registrano, diciamo, quello che è un sistema andato in crisi, laddove non bisogna scendere, diciamo, di livello, laddove bisogna cercare di imporre una questione per dare voce, per in qualche modo essere punto di riferimento e interpretare, declinare la nostra linea politica partendo proprio dalle situazioni di crisi che ci sono in questo vertice, e che quindi da questo punto di vista noi siamo un punto di riferimento vero, non per fare solo per dare voce, ma per cercare di dare delle risposte partendo da lì, perché solo in questo modo noi potremo diventare interlocutori del territorio e di conseguenza anche, credo, interlocutori politici nella nostra regione. Grazie.